nelle vesti, nei panni di schiacciatore. Ci risiamo. Anselmo Barreca, ottima la schiacciata, pallone che viene recuperato, lo gioca il Belvedere con l'attacco centrale. Remo all'indietro, ottima lanciata per Andrea Sicuro, protesta Belvedere. Sì, ma l'asta non si è mossa. Pugliatti all'indietro per Cimino, mette ed è 6-7 il punteggio. Riceve puntorieri per la Jolly, Pugliatti la smista per Sicuro, out il suo attacco. 6-8. Bengardino Alberto al servizio. Su Remo. Sicuro. Tocco del muro. Bengardino fa guardia. Primo tempo, si la tuffa. Puntorieri sulla schiacciata del centrale. Carmine? Chi è stato? Non era un Bengardino, non era un Bengardino. Che hanno i numeri troppo chiari i giocatori del Belvedere, quindi faccio un po' fatica. Servizio Belvedere, riceveremo Pugliatti all'indietro per il capitano Cimino, tocca il nastro della rete, pallone che rimbalza fuori poi nel campo avversario e quindi punto Belvedere. 6-10, chiama time out mister Tomasello. Deve respirare la Jolly, un po' sotto pressione in questo momento. Vediamo come mister Tomasello si arrabbia con i suoi. Ecco che può riprendere il gioco. Siamo 6-10. Bengardino Alberto. Al servizio Bengardino. Riceveremo, ma il pallone era molto teso. Non riesce ad alzare il più possibile questo pallone. Ed è ace per Bengardino. 6-11. Ancora Bengardino, sempre in quella zona del campo, riceve bene Sicuro, attacco centrale di Peppe Orlando, pallone che viene raccolto, attacco del Belvedere, Remo a fondo campo, all'indietro per Cimino, il pallone che poi schizza via, non riesce a prenderla, il numero 10 Esposito, dietro di lui c'era il libero Cairo, a pallone che schizza via. 7-11. Jolly che torna al servizio con Claudio Cimino. Spin per Cimino, molto Bengardino forte. tiene Cairo in alzata per Iorio. In bagger poi Cimino per la Jolly. Sicuro a scavalcare il muro. Recupero del Belvedere. Free ball. La può giocare la Jolly. Remo, Pugliatti e ottimo l'attacco centrale di Orlando, ma pallone che viene recuperato. Lo dico io. Non guardano. Sicuro sul muro. Iorio. Recupero. Ancora un altro recupero del Belvedere. Sicuro. Pugliatti verso Cimino che schiaccia forte. Sempre Iorio. Altro recupero. Un grande recupero. Si esalta il Belvedere su queste schiacciate. Pipe. E sempre Iorio. Sempre Iorio. No. Incredibile. Cairo, pardon. Sicuro, poi il pallonetto, pallone che torna nel campo della Jolly. Peppe Orlando poi a chiudere questo lungo scambio tra le due squadre a pallonetto con il suo primo tempo. 8-11.
abbiamo visto un'azione incredibile con un grandissimo Giorgio Cairo, il libero del Belvedere, che le ha prese davvero tutte. Non solo Iorio, ci sono dei recuperi di Cesareo. Cimino al servizio. Cairo. Forte. Pallone che torna nel campo della Jolly. Pugliatti verso Cimino. Ancora forte. Ha il braccio caldissimo. Claudio Cimino che sta schiacciando e battendo in maniera davvero forte. Si inchina Cairo. Claudio Cimino ancora al servizio per la Jolly. Al salto. Sì, sempre spinner. Si Tocca anche il nastro. intercetta Iorio. Ed è una doppia. Sì, viene ravvisata. Ma Iorio si era lanciato sulla palla, memore della casacca che indossava in precedenza, e intercetta sul proprio libero. Claudio Cimino, il capitano della Jolly, sempre spin, sempre sul nastro. Iorio in qualità di schiacciatore tenta un mani fuori, ma non colpisce, non viene toccata. Riaggancio Jolly. E recupera la Jolly. 11 pari. Sta soffrendo il Belvedere su questa rotazione con Cimino al servizio. E chiama time out il coach del Belvedere, Luigi Brancato. Jolly che era sotto nel punteggio, adesso recupera grazie ad un ottimo Claudio Cimino. Buono anche lo smistamento dei palloni di Marco Pugliatti. Gioco che può riprendere, squadre che tornano in campo al Pala Bonini di Cinquefrondi. Ancora Claudio Cimino. Forte, Iorio di sempre. nuovo, free ball, Sì, Santa Croce, Pugliatti, attacco centrale di Peppe Orlando. risponde Cairo. Come sempre Cairo. E il pallone rimandato di là. Remo. Forti gli attacchi della Jolly. Sicuro. Oh, che mette a segno. Questa non è riuscita a prenderla. Il libero Cairo. Ottima Sì. la schiacciata dello schiacciatore della Jolly. Si lancia sulla palla Cairo alla propria destra, non intercetta. Bracci caldi per la Jolly. Sì, Molto forti gli attacchi. 12-11. Ancora Cimino. Sempre bene. Ed è un altro ace per il capitano Claudio Cimino. 13-11. Ottimi i servizi del capitano, che stanno mettendo in difficoltà la ricezione avversaria. Eccolo di nuovo al servizio Claudio Cimino. Sempre buona questa la volta tiene Bengardino. Iorio, sicuro a coprire e sicuro si propone anche all'attacco. C'è la copertura del Belvedere. difesa di Iorio e attacco di Iorio. Remo, pallonetto Vai, centrale, si tuffa Bengardino. E il pallone era basso in ricezione di Bengardino. Ha tentato il tuffo senza riuscire a farlo poi Esatto, intercettare dai compagni. 14-11. Tanto c'è un cambio, esce proprio Bengardino Alberto ed entra il numero Sei. 6, Grosso Giovanni. Sarà un grosso ricettore. Lo vedremo. Cimino al servizio.
Ancora su forte. Cairo che tiene bene. Iorio sbuccia la palla, lo Scugnizzo di Siderno. E si interrompe qua la striscia positiva del Jolly con questa ottima schiacciata da posto 4 del Belvedere. 14-12 il punteggio. Lorenzo Iorio. Carmine Bergardino al servizio. Stavolta non buona la ricezione di Sicuro, un pallone che era teso. Forse Sì. poteva fare meglio qua il giocatore della Jolly. Diciamo che non era sicuro ma era indeciso sulla palla. Esatto. 14-13. Accorcia le distanze il Belvedere. Carmine Bengardino ancora al servizio. Pallone flottante e teso. Sicuro che la manda nell'altro campo. Costruzione Belvedere. Iorio mani out. Tocca il muro della Jolly, sì. Bugliatti a toccare. 14 Questa volta pari. ha cercato la falangetta e l'ha trovata Iorio. Aggancio. Ricezione da rivedere. Preso di mira Sicuro. Stavolta riceve bene, primo tempo, Muro. Remo, poi Bugliatti e poi ancora Sicuro, mani out, ma c'è, intercetta Esposito e Iorio stampa una parallela. Bravissimo qua Iorio, buca il muro della Jolly. In parallelo questo attacco. Bravo, bravo qua. E passa in vantaggio nuovamente per vedere. 14-15, cambio per la Jolly. Esce Sicuro ed entra Giacomo Varamo. Uno dei protagonisti dell'Under 18 di giovedì. Ancora servizio Belvedere con Bengardino. Riceve Varamo. È servito Varamo. Ottimo sì. Il monster block del Belvedere. Si era tuffato Remo, ma il pallone di fatto non era più giocabile. 14-16. Break Belvedere. E se prima Belvedere soffriva sul servizio di Cimino, adesso è la Jolly. Lascia sfilare Giacomo. Sì, fa bene. 15-16. Questa volta è sicuro Giacomo, visto che ha preso il posto di Sicuro. Tanto Zialdo non ci sente, è seduto qua. Giacomo Varamo al servizio, pallone corto. Attenzione Iorio, Murato. ci riprova. Ancora Iorio. Tocca ancora il muro composto sempre da Orlando e Bugliatti. E passa di nuovo in vantaggio di 2 il Belvedere. Cesario al servizio. Varamo slash in ricezione, schiaccia Bugliatti, tocca il muro. All'indietro il Belvedere, copertura di Varamo a fondo campo, Bugliatti verso Remo che schiaccia forte. Schiaccia bene, diagonale. Non c'era nessuno del Belvedere. Sì, e buca anche lui il muro avversario. 16-17. Fabio Remo da fermo, senza rincorsa. Ha il tempo di guardare la disposizione degli avversari. Peppe Orlando per la Jolly. Pallone su Grosso, l'attacco centrale vincente di Fasano. Del numero 7. Fasano. Sì, Fasano, Carmine. 16-18, cambio, si chiude il cambio del Belvedere, quindi esce nuovamente Grosso.
e rientra il numero 5 Oh! Cardino. Ma che non si fanno queste cose? 16-19. Errore della Jolly qui. Fabio era indeciso se intervenire o meno e all'ultimo momento ha allungato le mani. Remo Bugliatti all'indietro per Cimino che schiaccia e colpisce la spalla Cesareo. del lanzatore avversario. Accorcia la Jolly, 17-19. Bugliatti al servizio. Corta la palla. Sì. Viene recuperato lo stesso il pallone. Cimino, poi Bugliatti verso Remo che ha schiacciato. Pallone che viene giocato da Belvedere. Non c'è nessuno al centro, con un tocco leggero. Non vedo il numero perché sono coperto, Gabriele. 5 mi pare, Bengardino. Bengardino. Beffa la Jolly. 17-20, avanti di 3 Belvedere. La formazione ospite. Fasano al servizio. Out. E out. E può respirare la Jolly con questo errore al servizio avversario. 18-20. Con Fabiolino Remo ora al servizio. Remo, spin per lui. Iorio intercetta. Bengardino, Murato. Monster block, Jolly. Il capitano ad abbracciare tutti. 19-20. A -1 la Jolly. Era Carmine Bengardino. Ancora Remo al servizio. Su Iorio che su Cesareo non si sposta in tempo e viene colpito. Palla considerata out da Cesareo. E riaggancia Da la Cairo. Jolly. Riaggancia la Jolly. 20 pari. Ancora Fabio Remo. Stavolta non la forza più di tanto. La prende Iorio. Attenzione. C'è out. Vediamo. Punto del Belvedere. Pallone che è finito C'è out. un cambio, esce Esposito. Pallone che è finito Ed out entra. dopo il tocco del muro, secondo l'arbitro. Sì, mentre chiedevano che l'asta fosse toccata prima. È entrato il Fosse stata numero, toccata prima. È entrato numero 15 Papa Papa. che va al servizio. 20-21. Pallone teso su Varamo, non al meglio, in bagger poi Bugliatti. Varamo può schiacciare a mano aperta, non c'è tocco del muro. Pallone out. 20-22, proteste del pubblico della Jolly. No. Mi è sembrata molto alta. Sì, perché anche Varamo ha colpito a mano piena. Però quelli in fondo. Ancora Papa al servizio. Mancino, puntorieri, non al meglio. Bugliatti ad una mano per Claudio Cimino. Ottima la sua schiacciata. Bravo Bugliatti qua a sistemare il pallone. E bravo anche Claudio Cimino. Accorcia la Cambio. Jolly, 21-22. Sì, cambia il servizio per la Jolly. Esce Barreca ed entra Spanò. Ecco qua inquadrato Raul Spanò, anche lui protagonista nell'Under 18 della Jolly. È Out. lunghissimo. 21-23 e si chiude il cambio. Rientra Barreca ed esce Spanò, che poi ovviamente Barreca lascia il posto al libero Puntorieri.
Servizio del bel volley, Varamo, errore in ricezione che porta al set point il Belvedere, 21-24. Chiama time out mister Tomasello, ce l'aveva a disposizione. E vediamo proprio come mister Tomasello si arrabbia, come sempre, come ogni time out, come ogni pausa con i suoi giocatori. (21-24), squadre che rientrano in campo in questo momento. Servizio del numero 5, Alberto Bengardino, i fischi del Pallavolini. Riceveremo Pugliatti all'indietro per Cimino che viene murato alla copertura di Varamo. Pugliatti verso Varamo che fa uso delle mani del muro avversario. Blockout di Varamo, 22-24. Cambio per la Jolly per alzare il muro. Esce Pugliatti ed entra il secondo alzatore, Laurendi. Claudio Cimino al servizio. La forzerà? Credo di sì. Jump spin per Cimino. Pallone pesante per lui. La tiene bene ed è Bengardino Carmine che con un primo tempo, dopo una ricezione di Cairo su una bomba di Cimino che manda al cambio campo. Si chiude quindi qua il primo set al Pallavolini di Cinquefrondi, 25-22 per Bel Volley Belvedere, la formazione ospite. Cambio campo tra gli applausi del pubblico del Pallavolini. Certo, una Jolly che aveva iniziato bene il set, poi è andata sotto, ma ci ha pensato il capitano Cimino al servizio a mettere in difficoltà la formazione avversaria con una lunga serie positiva per la Jolly. Poi a punto le squadre, passato un break al Belvedere per mandare un po' in tilt la Jolly. Set che si è chiuso poi sul 25-22. Vediamo l'entrata del Pallavolini, l'arco di palloncini, a fianco la Coppa Calabria, quella più grande a destra, e la Coppa vinta giovedì dai ragazzi dell'Under 18 alla finale regionale. L'ha vinta la Jolly, primo posto per i ragazzi di mister Tomasello, 3-0 contro Callipo Sport. E ha permesso il pass alle finali nazionali. Ecco, traguardo storico per la Jolly Cinquefrondi. Le giovanili non sono mai andate alle finali nazionali. Tanto vi ricordo di passare dalla nostra pagina Facebook Edicola di Pinuccio, la nostra pagina Instagram, il nostro sito www.edicoladipinuccio.it. Iscrivetevi anche al nostro canale YouTube e attivate le notifiche in maniera da non perdervi nessun video e nessuna diretta. Si ripartirà dunque dall'1-0 di set per Bel Volley Belvedere e dallo 0-0 del secondo set. Fischia adesso
L'arbitro, primo arbitro, ricordo, Mazzantonio da Gimigliano, secondo arbitro Notaro Gabriella dalla Messe Terme. Squadre nuovamente in campo, c'è un cambio per la Jolly. Corsetti al posto di Sicuro. Posto di Giacomo Varamo, che non è rientrato, che aveva sostituito a sua volta Andrea Sicuro. Sì. Mentre lo stesso 6 iniziale per Belvedere. C'è Fasano, Cesareo, Iorio, Esposito, Cairo e i 2 Bengardino. Quindi Jolly che partirà al servizio con Corsetti, poi puntorieri Cimino, Remo, Pugliatti, Orlando. Pallone corto. Bengardino, Iorio tocca con una mano Puntorieri, forse palla destinata out. 1-0 quindi per Belvolley Belvedere. Servizio del Belvolley, riceve Corsetti, Pugliatti, l'attacco centrale di Peppe Orlando, pallone recuperato dal numero 5 Bengardino. Corsetti, ancora Pugliatti, forse l'attacco della Jolly bloccato dal muro avversario. Remo che schiaccia questo pallone come può. L'attacco del numero 10 molto forte. Esposito. L'attacco di Esposito. 2-0 quindi per Belvedere. Non parte al meglio la Jolly. Servizio di Cesareo. Corsetti, Pugliatti che rimanda di là, ottimo il recupero del numero 5 Bengardino. Corsetti all'indietro, Pugliatti per c'è un'invasione. Sì, invasione del muro. C'è un'invasione in salita, il muro in salita prima della schiacciata di Cimino. 1-2, accorcia le distanze Jolly. Peppe Orlando al servizio. Ricessione sempre Iorio, Cairo e Bengardino Alberto. E appunto l'ultimo citato. Iorio schiaccia, difesa di Cimino che manda nell'altro campo, primo tempo. Out. È in. È in il primo tempo del Belvedere, 1-3, quindi torna avanti di 2. La formazione ospite adesso al servizio con il numero 16. Pallone su Remo, Pugliatti verso Remo, non riesce a prenderla. Numero 16 Iorio. 2-3, sempre di inseguire la Jolly. Jolly adesso in +1, Pugliatti al servizio, riceve il libero, non bene, può costruire la Jolly su questa free ball. Cimino schiaccia sulle mani del muro avversario composto dal numero 5 Alberto Bengardino, pallone out, poi 3 pari. Si coordina bene Cimino e prende in pieno il muro di Bengardino. Pugliatti si ferma sul nastro questo servizio, esulta il Belvolley. 3-4. Rientrato Carmine Bengardino al servizio Fasano ed è out. L'accompagnano con lo sguardo i giocatori della Jolly. Corsetti e Cimino. Sì. 4 pari. Fabio Remo al servizio. Spin per lui molto forte. Iorio tiene, manda però dall'altra parte. Corsetti, pallone intercettata da Bengardino. Bella l'alzata di Iorio da fondo campo su
su Esposito che con una palla leggermente schiacciata manda Appunto. appunto la propria squadra. Poteva e doveva fare meglio la Jolly, perché con un servizio forte poteva giocarla benissimo con Sì. l'errore in ricezione avversaria. Puntorieri, Pugliatti all'indietro per Cimino a scavalcare il muro. Si scontra Iorio con Cesareo. Cesareo era andato in copertura. Sì, e poi ha tentato con il piede di prenderla Cesareo. 5 pari. Anselmo Barreca al servizio. Bengardino, attenzione, è Bengardino il fratello. Out. E passa in vantaggio la Jolly su questo attacco out. Sì, non c'è stato tocco. Sinceramente Bengardino poteva fare meglio, perché il muro della Jolly non era ben composto, c'era solo Cimino. Ha stretto troppo e ha mandato out. Sì. Anselmo Barreca al servizio. La prende all'ultimo secondo Iorio. Il pallonetto da posto 4. E poi Per Corsetti per la Jolly. si tuffa Iorio. Prende anche questo, il bel volley, bel vedere. Esposito non riesce a mandarla dall'altra parte. Break Jolly, 7-5. Esposito manda il pallone sul nastro. 7-5, quindi il punteggio al Palaponini. Ancora Barreca al servizio. Iorio a ricevere. La schiacciata. Out. Pallone out del centrale numero 9 Bengardino. Carmine, e va avanti di 3 la Jolly. Poteva fare meglio Bengardino su questa schiacciata, ma colpisce troppo forte. 8-5, ancora Barreca. Riceve non al meglio il Belvedere. Di nuovo Bengardino. Pallone era alto verso il numero 5 Alberto Bengardino, e infatti poi il pallone finisce sulla sua faccia. 9-5. E chiama time out la formazione ospite guidata da coach Brancato. Palaponini che si è riempito proprio come l'anno scorso nelle partite di Serie B, in cui la gente faticava a trovare un posto libero. Può riprendere il gioco. 9-5 per la Jolly. Anselmo Barreca al servizio. Su Iorio, primo tempo, tocco, non Out. c'è tocco. Anche a me sembrava avesse toccato. Va avanti di 5 la Jolly con questo attacco out di Carmine Bengardino. Anselmo Richiama Barreca. Cesareo, richiama i suoi, usate la testa. Ancora Barreca. Sempre su Bengardino che si propone ed è out di nuovo. Out anche questa. Out anche questa. 11-5. Un po' troppo frettoloso il Belvedere nel concludere la schiacciata. E quindi ci stanno mettendo forza i giocatori cosentini. 11-5. Barreca al servizio. Riceve Bengardino, l'attacco centrale. E poi Corsetti per la Jolly. Palla troppo distante dalla rete. Primo tempo questa volta
di Bengardino che va a colpire Barreca e si sblocca il Belvedere. Sì, ottima questa schiacciata di Bengardino, colpito proprio in pieno Barreca ovviamente non poteva farci nulla. 11-6. Fratello Alberto al servizio, Tesa, Pugliatti verso Corsetti, danza della palla sul nastro e poi viene servito Iorio che era fermo sotto rete, non se l'aspettava, parte un missile. Già, non ha avuto il tempo di pensare l'attacco Iorio. Sì, dice come a me? 12-6. Non è un centrale, gli fanno fare pure il centrale. Cimino che non la forza, Iorio mette a segno, ottima la sua schiacciata in diagonale. 12-7. Servizio del volley Belvedere. Bengardino Carmine su Corsetti che palla bassa, Corsetti si propone, tocco del muro, tenta una prima e ce la fa Cesario. Bravo qua a fregare la Jolly. Per un attimo c'era stato anche il recupero di Pugliatti che è partito non molto convinto. 12-8. Bengardino Corsetti a ricevere, Pugliatti sempre verso tocco Corsetti. del muro, Tocca il muro. tocco Cesario E poi anche il 5 tra il numero 7 Fasano e Pugliatti. 13-8. Corsetti al servizio su Bengardino, Iorio le mani del muro, Ha colpito in pieno sì, Iorio. con potenza. Sì, ottima coordinazione. 13-9. Servizio Belvedere, riceveremo, poi Pugliatti sempre verso Remo, pallone che si insacca dopo il muro del Belvedere. 14-9. Peppe Orlando al servizio per la Jolly. Su Iorio longolinea, Bengardino. Fasano ed è out. O Esposito, numero 10? Sì, Esposito. 14-10, a ricevere era Bengardino. Iorio al servizio. Su Remo alza Corsetti per Remo che tira out, Out. non c'è tocco del muro. Sì. Ha cercato anche Remo la diagonale. 14-11. Attenzione a queste palle corte di Iorio. Questa volta è lunga. Out. Ha tentato la palla lunga quando io l'ho chiamata corta. Pugliatti su Iorio che riceve bene. Primo tempo. Muro È di rimandato Barreca. dall'altra parte. Muro di intanto sì di Barreca. Cimino. Carica, tasca, asta. Sì. 15-12. Aveva uno spazio stretto Cimino per schiacciare. Ha tentato. Sì, Intanto ecco c'è il un cambio. Esce il numero 7 Fasano ed esce il numero 4 De Paola. Entra De Paola. Sì, cambio al È De servizio. Paola di Belvedere però. Sì.
cambia il servizio quindi per Belvedere, i fischi del Palafonini, pallone sul nastro, è recuperato dalla Jolly, pallone recuperato anche dalla parte del Belvedere, si tuffa Corsetti, la gioca la Jolly con Cimino, tenta di toccare, intercetta Bengardino mentre si stava tuffando Cesario, era in copertura, sì, manda la palla dall'altro campo. infatti si sono arrabbiati i compagni del Belvedere. Sì, sono state delle giocate d'astuzia in punti precisi del campo. Si è chiuso il cambio. Remo salta Ma non la forza. La schiacciata, pallone recuperato di Cimino. Attenzione, e non ce la fa Santa Croce, Alessandro Lo Scugnizzu. Gli è rimasta là la palla. 16-13. Papà che lo incita. Di nuovo cambio per il Belvedere. Esce Esposito ed entra Papa. Quindi si ripete il cambio al servizio. Stavolta però è entrato Papa. 16-13. Riceve Corsetti per la Jolly, all'indietro per Cimino. Iorio intercetta con una mano. Bengardino si tuffa Puntorieri dalla parte opposta. Cimino carica ma c'è il muro. Iorio alza in bagger, costretto alla free ball il numero 15. E nessuno va. Punto facile per Papa. 16-14, da un momento di confusione del Belvedere. E nessuno va sulla palla che arriva? Sì, è uscito il punto. Si dorme? 16-14, a meno 2 Belvedere. Ancora Papa al servizio, pallone flottante. Corsetti che carica il braccio, c'è l'invasione dell'avversario. 17-14, si riporta a più 3 il 5 Frondi. Rientra Esposito e torna nel quadrato Papa. Barreca al servizio. Su Iorio, primo tempo, Muro si tuffa, ora 2 tra l'altro, alza bene, non passa il pallone di Bengardino, non ci arriva. 18° punto della Jolly. Renato, hai notato qualcosa? Come? Hai notato qualcosa? No. Il muro al centro. Il muro al centro della Jolly, composto da 2 giocatori. È un punto debole della Jolly, l'attacco centrale avversario. Servizio molto teso di Fabio Remo. Bengardino rimanda dall'altra parte, si tuffa Remo. Corsetti che buca il muro e stampa a terra una palla che porta a 19 i punti della Jolly. E per poco Cairo non ci è arrivato sul pallone, il pallone gli rimbalza davanti. 19° punto dei padroni di casa. Anselmo Barreca ancora al servizio per la Jolly. Bengardino, prima attenzione, tenta il pallonetto ma c'è copertura di Pugliatti. Cimino schiaccia forte. Primo tempo, sporca Peppe Orlando e non ce la fa Pugliatti a recuperarla. Sì, Peppe che tocca il pallone non in maniera convinta da questo muro di Peppe. 19-15, servizio Belvedere. Bengardino su Puntorieri, poi la Jolly schiaccia con Cimino. E mani out con muro a 1. Cimino. Bravo Claudio Cimino qua. Un'alzata non perfetta per lui. È stato bravo a colpire il muro avversario. Si alza il muro.
Pugliatti per Laurendi. Solito cambio di mister Tomasello. Cambio anche nelle file del... non si può fare più, non ha, certo, non permette il secondo arbitro perché non è pronto il giocatore della Belvedere perché è in tuta. Iorio, Murato Muro a 1 di Laurendi che è entrato apposta per il muro. Ora 21-15. esce Bengardino Alberto, entra il numero 6 Grosso Giovanni. Ancora Claudio Cimino al servizio per la Jolly. Gemplot questa volta su Iorio che era bello lì appostato, e Iorio si propone con una schiacciata ma Bravo c'è lo Santa spugnetto Croce di Siderno che si oppone. Muro, ancora Santa Croce, cambio per Corsetti, dall'altra parte il libero risponde niente da fare, una mezza free ball. Laurendi Cimino, Cimino schiaccia forte, pallone in, pallone non in. ce la fa ad arrivare Cairo e si stampa all'incrocio delle linee. 22-15. Ottimo Renato lo smistamento dei palloni di Laurendi, sì, è stato molto bravo. sì, ha smistato in tutte e due le posizioni. Un po' in difficoltà qua a Belvedere. Vediamo come la sfrutta la Jolly. Primo tempo centrale, Peppe Orlando molto veloce, torna l'Orlando furioso. 23-15, ancora bravo Laurendi e smista un pallone al centro dopo aver servito i due posti laterali, le prova tutte, le ha, in due azioni, in 3 azioni le ha date tutte, manca solo la pipe. Ecco, sì, l'abbiamo chiamata, ora vediamo. 23-15, ha chiamato time out la formazione ospite, coach Brancato. Vediamo Cesario inginocchiato a dare indicazioni al suo compagno di squadra, non so chi ci sia davanti a Brancato. Iorio, sì, quindi vedremo Iorio in azione. Vediamo se Belvedere attaccherà in posto 4 servendo Iorio. Cimino al servizio, questa volta Gemplot risparmia il braccio su Iorio. Alzata è buona per sì. Esposito, bravo Santa Croce qua, ma non ci può arrivare poi Laurendi. 23-16, c'era il tentativo di Laurendi di mandare, certo, ma c'era ben appostato il giocatore del Belvedere. Intanto si perfeziona il cambio, ritorna Pugliatti, quindi non vedremo la pipe servita da Laurendi. Bengardino, Carmine numero 9 al servizio su Remo che riceve bene, Corsetti carica, Muro. Si lancia a puntorieri su questa difesa, Corsetti, mani out. E va al set point. Difficile palla che arrivava dalla diagonale alzata da puntorieri. Va al set point la Jolly. 24-16, rientra Santa Croce al posto di puntorieri. Il libero di difesa Santa Croce. Corsetti tenta una palla molto corta, alzata ad una mano e poi Orlando ci pensa a chiudere il set con un semplice pugno a rimandare il pallone di là. 25-16, 1-1 di set e palla al centro, diciamo. Proteste del libero al momento del cambio. Libero Cairo, quindi la Jolly
che pareggia la partita, 1 pari. E come nella partita di sabato scorso contro Diamante, Jolly che perde il primo set trova la risposta in campo nel secondo set pareggiando 1 pari. Vedremo cosa ci riserverà questa partita. Si riscaldano i giocatori. Vediamo alla nostra sinistra i giocatori della Jolly: Banamo, Sicuro, Melara, Spanò, Santa Croce e Laurendi e Ciccio Bonini anche in palleggio. Il bandierone bianco-azzurro, i colori della Jolly, con lo stemma lì al centro. Si è preparata al meglio la Palabonini per questa gara 1 finale dei playoff, prima contro seconda alla fine della stagione. Adesso vediamo una carrellata di tifosi qua presenti sugli spalti del Palabonini. Presenti anche tanti tifosi del Belvedere, ma che fino ad adesso si sono sentiti poco. Tutto pronto al Palabonini per il terzo set. Squadre nuovamente in campo. 0-0, 1-1 di set. Jolly che conferma la partenza di Corsetti. Solito 6 invece per Belvedere, con Cesario, Iorio, Esposito, i due Bengardino, Alberto e Carmine, Fasano e il libero Cairo. Mentre per la Jolly Orlando, Cimino, Corsetti, Puntorieri, Remo e Pugliatti, Barreca l'altro centrale. Adesso in panchina ovviamente per lo spazio libero Puntorieri. Cesario Pallone su di Cesario, Corsetti, sì. per Remo, tocco Murato, del muro, autocopertura pure. Pugliatti, Cimino autocopertura anche dalla parte del per Belvedere. Iorio, Altro muro della Jolly. attenzione ripresa, Pallone ripreso, sì. Pugliatti verso Remo, si Puntorieri. tuffa Puntorieri che fa buona guardia, Corsetti alza di nuovo per Remo ma Out. tira out, non si sa cosa, Cosa volesse fare, sì, infatti. si voleva tirare una palla lunga ma colpendola con il palmo della mano ma non ci è riuscito, dal basso verso l'alto. E Cairo che si è abbassato all'ultimo secondo per lasciar sfilare il pallone. 1-0 quindi per Belvedere. Seconda battuta per Cesario su Corsetti, Pugliatti, Remo, Bagher. muro, oh non ci arriva Cimino a questa palla, E poi la fribollo Jolly, dall'altra sì, parte, che riprende. Iorio si carica, Muro. tocco del muro, il muro non era ancora posizionato, E va avanti di 2 come nello scorso Pugliatti, set. Pugliatti era in giro per il campo a recuperare palle, non si è unito e non è saltato il muro della Jolly e l'ha sfruttato Iorio. Sempre Cesario al servizio, terza battuta per Cesario, Corsetti questa volta riceve bene, primo tempo di Peppe Orlando che fa rimbalzare la palla sulle mani del muro e il libero Cairo si distende ma non raggiunge. Accorcia le distanze quindi la formazione di casa. 1-2.
Pepper Orlando al servizio. Sì. Salutiamo ovviamente tutta la Tesa famiglia. la palla, primo tempo del numero 7 Fasano. Come sempre la Jolly non pronta a rispondere al primo tempo avversario. Il muro non è pronto. 1-3. Dicevo, salutiamo la famiglia Orlando che ci segue sempre. Sì, saluti. Remo Mamma mia. fa, sbaglia la ricezione, ma la Jolly raccoglie il pallone e lo rigioca. Belvedere Si poi tuffa, c'è invasione. del muro. C'era un bel intervento di Puntorieri. Sì, sulla schiacciata di Bengardino. Alberto. Intanto esce Anselmo Barreca, entra www.melara.it. Antonio Melara, classe 2003 della Jolly, centrale. Iorio al servizio. Su Corsetti, troppo bassa la palla. Pugliatti la prende lo stesso in bagger, la copertura di Melara. Remo in palleggio verso Cimino, forte la sua Iorio schiacciata. alza da fondo campo. Free ball, Puntorieri. Pugliatti Primo attacco tempo centrale. non ben riuscito di Antonio Melara. Bengardino, muro, Iorio fa buona guardia. Parte opposta, Cimino. Bravo Pugliatti. Bravo sì. Pugliatti, perché era una mezza palla. Stava per finire nell'altro campo. E all'ultimo secondo, sì, all'ultimo secondo la spinge dall'altra Vede parte. il libero Cairo che era ancora fermo a fondo campo, c'era un buco al centro, sul dischetto di centrocampo. Palla al centro. Iorio? No, Iorio, era Bengardino. Ai. Piega le mani di Pugliatti, probabilmente la palla sarebbe finita out, vista l'altezza. Era molto angolata. Fasano al servizio. 3 punti di vantaggio del Belvedere. Su Corsetti che riceve bene, Remo tiene Schiacciata. E prende tutte il Belvedere, Sì. per tutta la partita. Tacco centrale di Melara, viene preso anche questo. Il pallonetto a scavalcare il muro, buona la copertura dei Puntorieri. Remo ancora a schiacciare forte. Altro pallone preso del Belvedere. Remo, Pugliatti dall'altra parte Cimino. per Cimino, il muro. No, è stata presa. Presa pure questa. Ma c'è l'invasione. Cosa c'è? Invasione del muro. E quindi 3-5. Avremo al servizio. Si deve asciugare il campo del Belvedere, ma ha anche chiesto formazione il capitano Cesario. Il punteggio. Fabio Remo, spin per lui. Iorio il Bravissimo. tuffo davanti al proprio libero. Muro Muro. della Jolly. Di nuovo Bengardino che con il nastro beffa il nostro Scugnizzu di Siderno, Alessandro Santacroce. Sì, sì, li passa in mezzo alle gambe questo pallone. Un po' Santa più Croce. laterale. Sì, 3-6. Servizio bel volley. Puntorieri a ricevere. Pugliatti all'indietro per È Cimino. out, non c'è tocco. Sì. Schiaccia forte a palmo pieno. Cimino. Mandando out il pallone. 3-7. Il numero 10 del Belvedere al servizio. Esposito. Riceve Remo. Pugliatti in bagger verso Corsetti, con un pugno poi effettua l'autocopertura. Cerca La diagonale. Ed è vincente il suo attacco. 4-7.
Sì, Cimino raddrizza una palla mandandola in posto 2. Antonio Melara al servizio. Pessa. Ma non di poco, ma non di poco. Un passito, Un passito volante. no, adelante vuol dire avanti, in meno. 4-8. Corsetti a schiacciare, c'è il muro avversario, Cimino, Pugliatti sempre verso Troppo Corsetti, indietro la pallone un po' palla. arretrato, sì. Costruzione centrale del Belvedere, messo a segno. Puntorieri non riesce a tenere in gioco il pallone, avanti di 5. Belvedere. Tomasello che non spreca il time out. Fanno sentire i tifosi della Jolly. Out. Out. Sì, 5 centimetri fuori. Sì, infatti non di tanto. 5-9. Cimino al servizio. Jump plot per lui. Salto? Salto. Jump spin. Ehi. Completamente sul nastro questo pallone. Sotto nastro, quasi a metà rete. Sì. 5-10. Bengardino Carmine al servizio. Su Corsetti. Primo tempo centrale. di Peppe Orlando che manda la palla in una zona dove non si trovano concittadini. Bravo Pogliatti a cercare il suo centrale. Bella questa combinazione, veloce. 6-10. Corsetti al servizio. Primo tempo si oppone Barreca con Remo con mani aperte, palla out. Continua a soffrire la Jolly al centro avversario. Cesario. Pallone teso su Corsetti. Corsetti. Remo, una doppia. Qui ormai non 6-12, time out chiama mister Tomasello. era da chiamare prima. Sì. Dietro di 6 punti la Jolly. Ancora il blackout solito della squadra 5 frondese. Ecco inquadrato mister Tomasello. Fischia l'arbitro, squadre che possono rientrare in campo. 16-12, 6-12. A servizio il Belvedere. Corsetti, Pugliatti, attacco centrale di Orlando. Ottima la copertura del Belvedere, ottima anche la schiacciata di Esposito. Dopo il muro della Jolly, pallone che finisce sull'asta. 6-13, cambio per la Jolly. Esce Remo ed entra Giacomo Varamo. Un po' di riposo per Remo in campo sin dall'inizio. Belvedere che non molla di 1 centimetro. Puntorieri a ricevere, Pugliatti la smista proprio per Varamo che tira una forte botta, ma il pallone che viene recuperato. Devia il pallone Orlando al muro. All'indietro Pugliatti per Cimino che mette a segno. Non ci fa nessuno su questo pallone
nella formazione del Belvedere, del settimo punto della Jolly, con Peppe Orlando al servizio. Pallone ricevuto e schiaccia Esposito, tocca il muro della Jolly, pallone che finisce sotto la tribuna dopo il tocco di Corsetti. 7-13. 7-14 dovrebbe essere. 7-14, sì. Vero? Sì. Sì. Corsetti che deve asciugare il campo. E lo fa anche per far prendere fiato alla sua squadra, per farli ragionare un po'. Infatti Varamo che ne approfitta proprio per parlare con Corsetti, si scambiano informazioni i due. Un piccolo time out, diciamo. 7-14. Servizio bel volley, Belvedere. Puntorieri a ricevere, Pugliatti verso Varamo. Una grandissima schiacciata a scavalcare il muro avversario. 8-14. Bravo Giacomo Varamo qui. Pugliatti, pallone teso sul libero, non al meglio la ricezione, la può schiacciare Bengardino. Il pallone smistato a Cimino, la copertura dopo il muro, ancora Bengardino, tocca Cimino, Corsetti e poi Varamo come può. Costruzione bel volley, dall'altra parte ottima la schiacciata di Esposito. La tocca Corsetti, pallone troppo forte che finisce sul soffitto del Palla Bonini. 8-15, Jolly completamente assente in questo set. Serve un miracolo alla Jolly per riagganciarsi al punteggio. Belvedere ben attrezzata. Sì. Puntorieri, Pugliatti verso Cimino, schiaccia sul muro avversario, ottimo Iorio in copertura, poi Bengardino, Puntorieri all'indietro verso Cimino, sempre Iorio che è ovunque. Attenzione a Bengardino, Bengardino lunga la palla. Free ball per la Jolly. Pugliatti verso Varamo che viene murato, Corsetti a coprire, Pugliatti stavolta la manda verso Cimino e il muro c'è, Iorio. il pallone recuperato, l'ennesimo pallone recuperato del Belvedere. Pugliatti, non una buona alzata per Varamo, pallone rimandato di là, Pugliatti in bagger, Varamo, un po' di confusione in campo. Oh, e c'era alla fine Pugliatti sulla palla. Sì, punto del Belvedere, confusione nel campo della Jolly. 8-16 e ne ha approfittato Belvedere che ha effettuato grandissimi recuperi. Stanchezza nel Belvedere e nella Jolly. Cesario è andato dal secondo arbitro. Fasano al servizio. Bene Corsetti. Cimino, muro. Murato, monster block del Belvedere. 8-17, non c'è più. È stanco il Cimino. Sì. Infatti ecco il cambio con Pugliatti, con Raul Spanò. Cambio di opposto per la Jolly, esce il capitano Cimino, entra Raul Spanò. Servizio di Fasano. Riceve Puntorieri, Pugliatti verso Varamo, un po' in difficoltà qua il giovane del 5 Frondi. E come sempre primo tempo molto veloce e rapido
del Belvedere, messo a segno 8-18, addirittura sotto di 10 la Jolly, e chiama il secondo timeout mister Tomasello, e chissà, a quest'ora gli starà dicendo ai suoi: giochiamo a pallavolo come sempre, per ricordare di fare le cose semplici e di non complicarsi la vita. Guardate Tomasello arrabbiatissimo. Ok. Ci risiamo? Sì. Con l'audio ci risiamo. È basso. È basso? È basso. Puntorieri. La schiacciata in pipe di Remo, ma recupera anche questa. Il Belvedere, incredibile. Pugliatti, attacco centrale di Melara. Non riesce ad arrivare sul pallone libero Cairo. 10-20, 1-1 di set. Antonio Melara al servizio. Stavolta non calpesta. Costruzione per volley con l'attacco centrale leggero. Remo ad alzare, Spanò a schiacciare. Buona la ricezione, pallonetto. Pugliatti, Corsetti ad ottenere il money out. 11-20, 11° punto del Jolly. Antonio Melara al servizio. Non calpesta neanche stavolta. Tacco centrale come sempre, molto rapido e vincente. Se non mi sbaglio è stato Carmine Bengardino ad effettuare questo primo tempo. Di nuovo avanti di 10 punti la formazione ospite. 11-21. Servizio che va a finire su Puntorieri. Schiaccia Corsetti forte, bravo il libero Cairo a tenere in gioco il pallone. Remo, ancora Corsetti, sempre forte, pallone che finisce poi out, ed è 12-21.
Certo, forse Corsetti poteva iniziare a schiacciare in maniera più forte dall'inizio set. Ma Corsetti non si sta allenando da un po', Gabriele, perché Sì. sai che lavora ed è impegnato e lavora alla torre di controllo di Lamesia e i turni non hanno permesso né di partecipare alle ultime partite, anzi l'ultima. Ottima questa schiacciata di Sabato Iorio. scorso ha giocato, ma era da un pezzo che non si allenava e non si è allenato neanche questa settimana. Salutiamo tutte le 60 persone collegate in questo momento. 12-22 il punteggio al Palaponini di 5 fronti. Non ne saluti 59, no? 60 ne saluti. 60. Sono 1-1. 60 collegati, ma non sai quante persone ci sono. L'attacco centrale di Peppe Orlando. C'era il muro del Belvedere, ma il pallone si è C'era staccato. Iorio? 13-22. Cambio per la Jolly, non ce l'ha fatta a tempo. È out. Il servizio di Corsetti. Avanti di 10 nuovamente. Bel volley Belvedere. Servizio del Belvedere, puntorieri Pugliatti verso Remo, Murato, copertura di Corsetti, ci arriva puntorieri Bagher, la super schiacciata di Remo, poi Peppe Orlando che viene Murato, ma il pallone finisce out. 14-23. Ma che schiacciata ha fatto Fabio Remo? Una bellissima schiacciata, molto forte. 14-23. Ben posizionata il Belvedere in campo, ve le sta prendendo tutte. Sì. Pallone rimandato nel campo della Jolly. Attacco centrale di Melara. È il 15° punto del 5 fronti. Peppe Orlando al servizio. Oh, ferma sul nastro, colpito in pieno nel suo servizio. 15-24. Completamente spenta la Jolly in questo set. Dall'altra parte un accesissimo Belvedere con grandissimi recuperi. Pallone teso su Corsetti. Pugliatti verso Remo, tocca il muro avversario. 16-24, annullato il primo set point. Pugliatti al servizio. Pallone teso, riceve il libero. Cairo. Schiaccia Bengardino, muro della Jolly. Pugliatti all'indietro verso Spanò. La prende il libero Cairo. La schiacciata, ma c'è l'invasione del muro della Jolly. E set che si chiude sul 16-25. 2-1 quindi per bel volley Belvedere. Tutto da rifare per la Jolly 5 fronti, che non deve sprecare la gara in casa in questa finale playoff. E vediamo raccolta la Jolly lì a fondo campo in attesa del cambiocampo. Ammutolito il Palaponini. Tanta gente qui presente oggi. Si gioca il tutto e per tutto alla Jolly. Dopo una stagione dominata, sempre in prima posizione in campionato, la conquista della Coppa Calabria con tutte le partite vinte, una sola sconfitta questa stagione per la Jolly, quella a Cosenza, al Palaferraro,
ci risentiamo tra pochissimo, prendiamo una pausa anche noi, che la stanchezza si fa sentire, fa molto caldo. Quasi tutto pronto al Pallabonini per il quarto set. 2-1 avanti, bel volley, bel vedere. Fischia l'arbitro, secondo arbitro Notaro Gabriella, primo arbitro Mazzantonio. Squadre nuovamente in campo. Confermata ancora una volta la formazione del Belvedere, quindi Cesario, Iorio, Esposito, Bengardino, Alberto, Bengardino, Carmine, Fasano e il numero 13 Cairo. E invece nella Jolly non ci sono cambi rispetto al terzo set, confermato anche Corsetti, quindi Remo che parte al servizio, davanti a Remo Puntorieri e Pugliatti, poi in attacco Cimino, Barreca e Corsetti. La prende la Jolly questo pallone, Corsetti schiaccia come può, copre il Belvedere, l'attacco centrale. Corsetti dall'altra parte schiaccia forte, colpisce il muro avversario, passa in vantaggio la Jolly 5 pronti, 1-0. È già una mezza impresa del Belvedere, Gabriele. Essere Sì. in vantaggio di 2 set. Sì, sì. Ancora Fabio Remo al servizio. Pallone molto forte. Non riesce a tenerla in gioco il numero 5. Il numero 5 Bengardino. Alberto. 2-0 quindi per la Jolly. Ancora spin per Remo, stavolta finisce out. E quindi primo punto per Belvedere. Ora al servizio Fasano, Corsetti, viene murato, monster block del Belvedere. Al servizio era il numero 1 Cesario, non Fasano. 2 pari, pareggia Belvedere. Ancora al servizio il capitano palleggiatore Cesario. Pallone a campanile. Remo non ci arriva. Ace per Fasano. Per Cesario. Continua a confondere 2. 3-2, passa di nuovo in vantaggio Belvedere. Cesario, stavolta il pallone su Corsetti, all'indietro, all'attacco centrale di Barreca che viene murato. 2-4, avanti di 2. Belvedere. Gioco molto prevedibile della Jolly, Jolly, sì. con il suo centrale.
4 punti consecutivi del Belvedere. Riceve Puntorieri, Pugliatti all'indietro Mamma per mia. Cimino, una brutta alzata che passa. Dall'altra parte, out, 2-5. Cinque punti consecutivi del Belvedere, una Jolly irriconoscibile in campo. È un Belvedere irriconoscibile. Out il servizio di Cesario, permette alla Jolly di respirare. 3-5. Jolly al servizio con Anselmo Barreca, il centrale. Riceve Iorio. Cesario in bagger per Iorio, un pallone cortissimo. L'alzata verso Corsetti. Sotto gli occhi dell'arbitro. Questo attacco tocca le mani del muro. L'attacco di Corsetti, 4-5, si riporta a -1 la Jolly. Servizio ancora della Jolly, ancora con Anselmo Barreca. Pallone a fondo campo con Libero che prende il pallone. La schiacciata di Esposito, si ferma sulla rete, riaggancia la Jolly, 5 pari e ne può approfittare la squadra di Tomasello. Ancora Barreca al servizio. Sul libero, sempre preso di mira, la schiacciata fortissima di Iorio. Tocca le mani del muro avversario e passa nuovamente in vantaggio Belvedere, 5-6. Buona la costruzione di Belvedere, bellissimo l'attacco di Iorio, adesso al servizio, fischiato dal Palabonini. Riceve Corsetti, Pugliatti all'indietro per il capitano Cimino, una botta forte, pallone che torna nel campo della Jolly. Remo ad alzare indietro e poi l'attacco di Corsetti che si insacca e pareggia nuovamente la Jolly, pallone accompagnato. 6 pari. Claudio Cimino al servizio. Salto. Spin per lui, tenuta bene in gioco, l'alzata di mano. Cesario sul numero 7 Fasano, troppo bassa, infatti si scusa con il compagno. È stata una bella giocata, peccato per quei 10 centimetri che mancavano. Sì, Ha tenuto la bomba di Cimino Iorio. passa in vantaggio la Jolly. Ancora Cimino, ancora spin per lui, Out. completamente out il suo servizio e quindi di nuovo parità. Riceve Corsetti ed attacca, c'è la copertura lungolinea, ma a Cesario, sì. La schiaccia Esposito per come può, Puntorieri a coprire per la Jolly e poi l'attacco. Danza sul nastro questo tiro di Corsetti e poi cade sulla linea di posto 4. Corsetti stesso al servizio. Bengardino riceve e si propone E permette di nuovo la parità tra le due squadre. Esposito al servizio. Riceve Puntorieri, Pugliatti all'indietro per Out Orlando. questo tiro di Peppe Sì. Orlando.
e passa di nuovo in vantaggio la formazione ospite. 8-9. L'importante per la Jolly è rimanere in partita, di non perdere la testa. Servizio Pugliatti verso Remo, schiaccia forte la copertura di Corsetti e la schiacciata di Cimino. Primo Attacco tempo centrale. di Bengardino, Sempre. numero 9 Carmine Bengardino. Sì, sempre l'attacco centrale del Belvedere, cosa che invece nella Jolly non si sta vedendo, o perlomeno quando chiama in causa Peppe Orlando, l'alzatore, pallone è finito out. 8-10, chiesto time out da coach Tomasello. Vedremo se riuscirà a tirar fuori la più bella Jolly. Per ora stiamo vedendo di sicuro la più bella Belvedere. Sì, bel volley, Belvedere, giustamente. Di nome e di fatto. Fine del time out. Si riparte dall'8-10. Squadre di nuovo in campo. La schiacciata di Cimino, recupera anche presa. questo pallone il Belvedere. Puntorieri, Pugliatti, Remo, tocca il muro. E se veniva recuperato pure questo, 9-10, punto della Jolly. Si deve asciugare il campo del Belvedere. Esposito ad asciugarlo. 9-10 il punteggio. Jolly pronta al servizio con il suo centrale Peppe Orlando. Pallone teso, ricevuto bene ma non buona l'alzata, la prende Pugliatti. In dubbio su questo pallone, Cimino schiaccia fortissimo e può costruire Belvedere, non al meglio. Corsetti poi la schiacciata Tocco del diretta, muro. tocca il muro e c'è di nuovo la parità della Jolly. 10 pari. Ha rischiato qualcosa la Jolly in questa occasione, ma alla fine conquista il punto. Per Orlando al servizio, pallone che si ferma sulla rete. Dieci 11. Bengardino Alberto al servizio. Su Remo. Puntorieri in bagger verso Remo, si coordina benissimo lo schiacciatore della Jolly e tira un sasso, un macigno. 11 pari. Più uno Jolly, Pugliatti al servizio. Attacco centrale in pallonetto, Pugliatti a coprire, Santa Croce in bagger verso Remo, pallonetto anche per lui, ma il suo invece messo a segno al centro della formazione avversaria e passa in vantaggio il 5 pronti. 12-11, si infiamma il Pallabonini. Pugliatti ancora al servizio, pallone teso sul libero che riceve bene. Buona la costruzione del bel volley, invasione del muro della Jolly. Cimino, di nuovo parità, 12 pari. Non ci voleva questa invasione.
Servizio Belvedere, riceve Puntorieri. Remo, ancora una volta lui a mettere a segno per la Jolly. Stavolta block out per Fabio Remo. Di nuovo in vantaggio la formazione di casa, 13-12. Ed è proprio Fabio Remo ad andare al servizio. Non la forza più di tanto, ma è ace per Fabio Remo con la sua jump spin. La palla scende velocemente davanti ai ricettori del Belvedere. Non riesce a distendersi Bengardino Alberto. Ci riprova. Sempre lì, stavolta la tiene bene il libero del Belvedere. Buona la copertura della Jolly. Remo in pallonetto a fondo campo, ma c'è sempre il libero. La schiacciata out. Sì, di Iorio. È 15-12. Avanti di 3 la Jolly. Ancora Remo al servizio. Sempre spin, stavolta tenuta bene in gioco in bugger l'alzatore, buonissima la schiacciata di Iorio a tutto braccio. Iorio e fa uso delle mani del muro avversario per ottenere il 13° punto, si riporta a -2 il Belvedere. Riceve Remo, Pugliatti per Corsetti, tocca il muro, un po' in confusione il Belvedere qui, c'è il muro ancora della Jolly, si tuffa l'alzatore, no, Fasano era a tuffarsi. Cimino a rimandare il pallone di là, rimane là, è una doppia, sì, di Iorio che aveva toccato il pallone in precedenza per rimandarlo dalla parte della Jolly, ma il pallone ha rimbalzato sulla rete e poi ritocca il pallone e doppia. 16-13, si fa sentire il Pala Bonini, si è svegliato il pubblico. Anselmo Barreca, pallone sempre sul libero, Cairo, la schiacciata un po' in confusione qua il Belvedere, poi Iorio che mette a segno. Iorio quello che sta mettendo a segno più punti per il Belvedere in questa parte di gioco. Remo invece per la Jolly. 16-14, di nuovo a -2 il Belvedere al servizio con Iorio. Riceve Remo, Pugliatti all'indietro per Claudio Cimino. Non c'è il tocco del muro, protesta il pubblico. Difficile da vedere questo tocco. 16-15, chiede continuità ai suoi giocatori, ai suoi compagni Peppe Orlando. 16-15, sbaglia al servizio Iorio. 17-15, numerosi fischi del Pallapanini. Claudio Cimino al servizio per la Jolly, occhio al suo servizio. Out invece, non effettua la spin il capitano della Jolly, ma un pallone flottante che è abbastanza teso, è forte, finisce out. 17-16. Servizio di Fasano. Riceve Corsetti, Pugliatti, proprio Corsetti a schiacciare. La copertura di Remo, ancora Corsetti poi a schiacciare. La schiacciata invece da posto 4 del Belvedere con Bengardino Alberto, che permette la parità. Nuova 17 pari. Ancora Fasano tra i fischi del Pallabonini. Pallone teso su Corsetti che tiene bene. Peppe Orlando è tornato, l'Orlando furioso. Ottima la combinazione con il suo alzatore Pugliatti.
mette a terra il pallone, passa nuovamente in vantaggio la Jolly e c'è il cambio al muro, cambio di alzatori, esce Pugliatti, entra Laurendi, mentre per la Jolly Corsetti al servizio, avanti di uno, il 5 pronti, pallone sul libero che tiene bene il gioco, il pallone, copertura di Corsetti, all'indietro Laurendi per il capitano Cimino, si tuffa Remo e viene recuperato il pallone, attacco centrale, muro della Jolly, Corsetti, Laurendi, buona lanciata per Remo, pallone recuperato, no, pallone caduto, non stava per fischiare l'arbitro, 19-17, invece pallone che è finito a terra. Bravo Fabio Remo, buona anche l'alzata di Laurendi, 19-17, ancora Corsetti, pallone corto, il muro solitario di Laurendi che non riesce a contrastare l'attacco di Alberto Bengardino. 19-18, c'è un cambio per Belvedere, anche cambio della Jolly, è rientrato Pugliatti ed è uscito Laurendi. Esce il numero 10 Esposito ed entra il numero 15 Papa. Come sempre i fischi del Palaponini. Non è che finisce su Corsetti, la schiaccia fortissima Remo e non ci arriva. Papa su questa palla, nemmeno è libero. Cairo 20-18, avanti di 2 la Jolly. Peppe Orlando al servizio, lunga, out, si coordina male il centrale della Jolly. 20-19, siamo nella zona calda del set. Bengardino al servizio su Corsetti, Pugliatti per Remo che si coordina e mette a terra questa palla. 21-19 e Jolly che ancora una volta si affida a Fabio Remo. E Remo, chiamato in causa, mette a terra, si chiude il cambio, no, nel vedere. No, invece si è chiamato in causa, ha messo l'avvocato. È entrato il numero 6 Grosso per il Belvedere ed è uscito Alberto Bengardino. Pugliatti al servizio. Grosso come poi sfrutta le mani del muro Iorio. Guarda, da una situazione difficile per l'alzatore si è creato un è riuscito a raddrizzare questa palla Iorio, colpendola con forza sulle mani del muro della Jolly. Bengardino, Carmine che serve. Corsetti sta ricevendo bene, Corsetti, Remo, ma era out. No, forse no. Cimino ha fatto bene puntorieri e punto di Claudio Cimino e riporta avanti di 2 la Jolly 5 pronti, 22-20. Sentite il Palaponine. Remo al servizio, non la forza più di tanto. Iorio tenta la Capet, sì, tiro alla Capet. L'attacco all'Ancapet. Muro e poi il pallone che si ferma sulla rete. Peccato. 22-21, si riporta a -1 il Belvedere. Bravo Iorio, sta davvero dando l'anima Iorio. Intanto c'è a terra Cimino. Si è rialzato adesso. Incitato dal pubblico Claudio Cimino. Sì, aiutato da Esposito che ha passato la rete, sotto la rete.
22-21. Fasano al servizio, Puntorieri la prende all'ultimo secondo, Cimino, No! e poi pallone recuperato dalla Jolly. Iorio. Libero. Buona C'è la il Puntorieri schiacciata. che faceva buona guardia. Corsetti, tocco del muro. A copertura come sempre. C'era Grosso, oh, Iorio ci riprova. Out. 23-21. Pallone era molto alto per Iorio. Lui giustamente ci ha messo il pugno. C'è un giallo per... Sì, giallo al Belvedere. 23-21. Per proteste? Non mi è sembrato. Forse sì. Non l'ho visto chi. Applaudito il lanciatore, il numero 1. Cesario dai suoi compagni. Forse un momento di tensione del Belvedere. Entra Giacomo Varamo al servizio, è uscito. Tanto c'è time out. Sì. Il Belvedere? Sì, c'è stato un momento di tensione nella formazione ospite. Forse è stato proprio Cesario a guadagnarsi il cartellino giallo. Non vorrei dire cavolate. Sta di fatto che la Jolly avanti di 2, 23-21 dopo questo time out chiesto dalla formazione ospite. Le squadre possono rientrare in campo. Sotto al seggiolone dell'arbitro Cesario. Riprende il gioco con Varamo al servizio, che non mi ero accorto della sua entrata. La schiacciata non sfruttata della Jolly. Varamo a fondo campo, Pugliatti, Corsetti Tenta con un la pugno. stessa cosa a fondo campo. Sì. La schiacciata fortissima di Iorio, bravo Remo a tenere in gioco, Pugliatti a recuperare e Remo a rimettere il pallone di là. Free ball, vediamo con il solito Iorio, ma questa volta viene murato. Iorio ci riprova con un pallonetto e c'è invasione del muro della Jolly. In discesa 23-22. Si chiude il cambio nel Belvedere, esce quindi Grosso e rientra Alberto Bengardino e nella Jolly rientra Barreca ed esce Varamo che era entrato al servizio e poi Barreca lascia il posto al libero Puntorieri. 23-22. Iorio a servire sul 23-22. Pallone pesante nelle sue mani. Remo, primo tempo del Orlando furioso. Bravo Peppe in questa che combinazione con l'angolo del campo ed esplode il Palabonini. Al set point la Jolly 24-22. Time out, sì. Quindi li utilizza tutti e due il Belvedere nel finale di set. Sul 24-22 altro time out chiesto da coach Brancato. Possono rientrare in campo le squadre. Fischia adesso il secondo arbitro e la Jolly al servizio. Santa Croce il primo a mettere il piede nel campo. Remo a fianco a Santa Croce che raccoglie adesso il pallone e lo consegna al capitano Claudio Cimino. Riceve il numero 9 del Belvedere, poi il numero 7 Fasano a mettere a segno. 24-23, primo set point annullato con Fasano al Jolly. servizio.
Sì, Fasano autore dell'ultimo punto. Pallone pesante nelle mani di Fasano. 3 fischi del Palabonini. Bene Corsetti si propone, è stato Murato. Murato. 24 pari. 24 pari. E quindi annullati tutti e due i set point alla Jolly. Si arriverà a 26. Ancora Fasano al servizio per Bel Volley Belvedere, ma chiama time out mister Tomasello. C'è tensione in questo finale al Cardio Palma. Entrano in campo le due squadre. Belvedere a battere con il suo centrale Fasano. Servizio teso. Si ferma. Che si ferma Stava sulla per rete. fare la Jolly questo pallone che sembrava destinato a cadere all'interno del campo, Sì. e invece ritorna indietro. Fortunata la Jolly qua. 25-24. Terzo set point. Corsetti al servizio. Corta. Corto. Il Bagher. Muro della Jolly. Remo. Pugliazzi a rimandare di là. Forse spreca questo attacco. Muro della Jolly. E poi pallone. Poi sbaglia tutto. Si ferma lì. Bengardino. Esplode il Palabonini. Esplode il Palabonini. Parità. 2 pari. 26-24 questo set. Con l'errore, la schiacciata del numero 9 Bengardino. Carmine, il centrale del Belvedere. Sospiro di sollievo per la Jolly. Si può riprendere un po' di fiato. Ricordiamo i parziali dei set. Primo set è finito 22-25, secondo 25-26, il 5-16. 25-16, il terzo non pervenuto, non ce l'ho, probabilmente 16-25, ecco, l'ho scritto qua su, e 26-24. Vedremo cosa ci riserverà il quinto set al Palabonini. Sconsigliamo la visione della partita per chi ha problemi di cuore. Mi ricorda Renato ha visto in questo momento 69 spettatori in questo momento e mi ha detto di salutare gli altri 9 che non ho salutato precedentemente. Salutiamo tutti quanti. Due a 2 e palla al centro. Gara 1, finale playoff. Del campionato Serie C maschile regionale. Chi vincerà queste 2 o 3 finali playoff avrà la promozione, otterrà la promozione nel campionato Serie B nazionale. Quasi tutto pronto per ricominciare.
E intanto si sta giocando anche la finale di Champions di pallavolo tra Kazan e Lube. Quinto set. Si arriverà a 15. Il cambio campo 8 punti. Due pari. Vedremo chi avrà la meglio in questa gara 1. Batterà la Jolly. Fabio Remo pronto con il pallone in mano al servizio. Spin per lui. Iorio. Tiene bene, sì, Iorio. E Iorio si schiaccia propone, pure. Muro. Si ricomincia. Primo tempo, ci mette le mani i puntorieri. Cimino li butta dall'altra parte. Free ball per Iorio che tira una diagonale stretta dove non si può, non riesce ad opporsi con efficacia puntorieri. Quello che sta creando molti problemi è Iorio. Un grande realizzatore per bel volley. Sì, grande ricettore. Anche. Riceve puntorieri questo servizio del bel volley. Attacca Claudio Cimino. Tocco del muro. Tocco del muro. Ed è di nuovo parità. 2-2. 1-1. 2-2 set, 1-1, quinto set. Ed è Anselmo Parreca al servizio per la Jolly. E si ferma sotto la rete. Colpisce male. Ha lanciato il pallone troppo basso e colpisce male il pallone. 1-2. Servizio di Iorio. Out. Out. Due pari. Chiedono calma allo speaker del Palaponini. Cimino al servizio che non effettua più la spin ma una float. Attacco di Esposito, ci arriveremo. Corsetti, tocco del muro, ma c'è a fondo campo il libero. Tocca il muro della Jolly, Santa Croce a coprire. Cimino, Fortissimo. di nuovo. Out. E lì non è, è in. No, è in. Corsetti che Non è. indica. Giallo a Corsetti. Giallo per la Jolly. Era in, Corsetti. Ha preso in pieno l'incrocio della... Quindi passa in vantaggio Belvedere. Calma. Come dice la canzone, con calma. Fasano al servizio.
Ok, ritornate alla telecamera. Ne siamo stati impegnati in un blocco video. C'è il tocca l'asta. Tocca il muro del Belvedere. Si parlano il lanciatore Cesario con il suo centrale Bengardino. Cambio campo, avanti di 3 la Jolly, 8-5. E ora la Jolly batte dal campo di sinistra. Peppe Orlando al servizio. Si ricompongono le due squadre. Ancora no. Controlla le formazioni il secondo arbitro. Chiede formazione Cesario. Cesario posto 4. 8-5, può riprendere il gioco dopo il cambio campo. Peppe Orlando, pallone che scende su davanti a Iorio e out. Anche quest'altro attacco del centrale Bengardino Carmine. Frettoloso in questa occasione il centrale del Belvedere. 9-5 e con questa fretta ha mandato completamente il pallone out. Ha chiamato time out coach Brancato per far respirare i suoi, per farli ragionare, perché si sono fatti prendere dalla fretta. Rientrano in campo le due squadre al Pallaponini di 5 frondi. Due ore e 5 di gioco circa, quasi a 10. Peppe Orlando dalla parte opposta del campo che inizia sul 9-5. Iorio Bengardino, tocco del muro. Il pallone era arretrato per Bengardino. Remo con una palla mirata. Una palla mirata. Guarda Tomasello che chiama il pubblico del 5 frondi. Si sbraccia Tomasello, tutti in piedi al Pallaponini. 10-5. Ha visto l'angolino di posto 1 sguarnito, senza difesa. Bravo Remo, bravo. Ottima Orlando. visione di campo di Fabiolino Remo. E stavolta non buona la ricezione di Iorio e la doppia del libero del Belvedere. 11-5, un po' nei guai il Belvedere in questo momento. È stanca la squadra cosentina. Sì. E mercoledì ci sarà il ritorno. Peppe Orlando sbaglia la ricezione ancora una volta Iorio, ma il pallone viene recuperato. Cimino, attacco centrale di Barreca, mette a segno anche Anselmo Barreca per il 12° punto. Pallaponini infuocato, esce Iorio che fino ad adesso ha fatto una super partita. Sì, non so che cosa, ha visto come ha ricevuto la battuta di Peppe Orlando. Al posto di Iorio è entrato Grosso. (12-5). Ancora Peppe Orlando al servizio. E si ferma questa volta sul nastro e ricade. (12-6). Alberto Bengardino al servizio.
riceve Corsetti e Remo ad arrivare su questo pallone al centro. La schiacciata vincente cominciano di Esposito. 12-7. Di Esposito, 12-7. Incomprensione tra Pugliatti e il centrale Anselmo Barreca, ed è time out di mister Tomasello. Io me lo sentivo sinceramente, stavo pensando proprio ad una chiamata di time out da parte di Tomasello. Parla con Pugliatti mister Tomasello adesso con il resto della squadra. Fischia il secondo arbitro. Squadre che possono tornare in campo. Sul 12-7. Servizio di Alberto Bengardino. Che tocca il nastro. Sì, passa davanti Anselmo Barreca. 12-8 è il punteggio. Non capisco. 3 punti consecutivi da vedere. È scappato mettendosi davanti tra pallone e Corsetti non ha avuto modo di ricevere al meglio. Remo, di nuovo Pugliatti e Remo a schiacciare. C'è il libero, pallone che viene confusione comunque in campo. Remo. Fabio Remo a schiacciare sulle mani del muro avversario e a far tornare la Jolly al punto. 13-8. Pugliatti, pallone sul libero, non una buona ricezione, infatti il pallone è tornato nel campo della Jolly. Cimino a schiacciare e poi un'incomprensione tra Corsetti e Alessandro Santacroce. Era una free ball. Sì. Era una free ball. Tacco centrale, Barreca poi a riprendere il pallone. Remo a schiacciare! Remo a schiacciare! Bravissimo Fabio Remo qua! Jolly che era nei guai. Bravo Fabio a sistemare il tutto. Ma dove l'ha tirata fuori? Colpo di genio di Fabio Remo. 14-8. Primo match point. Time out intanto del Belvedere che non ci sta. Che partita, È una finale. È una finale. Non a caso si stanno scontrando le prime due della classifica. Belvedere che ha preso grinta battendo nelle semifinali il Corigliano Al Golden Set. ribaltando il risultato, era sotto di 2. Primo match point nelle mani di Pugliatti. Ciocciolini con i piatti. Buona la Viene schiacciata. Corsetti. E Fricol concessa dalla Jolly. L'attacco centrale, bravo Santacroce qua. Cimino in bagger rovesciato. Fabio Remo. Murato annullato sì, il primo. E il pallone che carambola sulla schiena. 14-9. Il solito Bengardino. Alberto al servizio. Corsetti dietro per Remo. Remo era un po' sbilanciato. Sì. Out! Out! 15-9, la chiude la Jolly. 3-2, una partita incredibile. E adesso ci aspetta il ritorno. E chissà che cosa ci sarà al ritorno. Iorio, questa volta deve parlare al microfono, Vediamo, non se ne deve vediamo. andare, Ci vediamo in campo con le interviste. Corri, se no lui se ne va ora.
Digli che non deve essere arrabbiato perché... Vediamo appena Gabriele accenderà il microfono. Prova? Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Ci siamo? Esultanza dei tifosi della Jolly sotto la curva. Volevo intervistare Iorio ma è dato... Ma io ti avevo mandato, tanto corri. Subito dopo il saluto. E adesso intervisto Fabio Remo per la Jolly. Cimino. Aspettiamo prima la foto. Sì, sì, vai. Aspettiamo la foto dei ragazzi al rito post vittoria. Foto di rito. Prima o poi la faremo anche noi. Ci siamo? Ci siamo? Capitano della Jolly Claudio Cimino. Claudio, una partita che dall'inizio sembrava andasse male e invece la Jolly è riuscita a tirare fuori il meglio, a rimontare, a vincere 3-2, un grande spirito di squadra e alla fine ha premiato la Jolly. Sì, sapevamo che era molto molto difficile perché noi non stiamo attraversando un momento brillantissimo. C'è solo un capitano. Loro sono venuti qui col il coltello fra i denti a prendersi la vittoria per festeggiare la gara di ritorno in casa. Però hanno trovato una squadra che piano piano è cresciuta e alla fine siamo prevalsi sopra di loro. Adesso la gara 2, un ritorno che di sicuro prometterà spettacolo, dove la Jolly deve dare il massimo del massimo per poter chiudere in bellezza la stagione dopo la Coppa Calabria, dopo un campionato stradominato. Manca questo, come dicevo l'altra volta al mister Tomasello, la ciliegina sulla torta. Sì, dobbiamo andare là e giocare non al 100%, il doppio, perché là ci aspetterà una bolgia. Se giochiamo, approcciamo la partita come abbiamo approcciato 26 gare su 26 in campionato, forse qualcosa riusciamo, ma se approcciamo la partita diversamente prendiamo un 3-0 nei denti e ce ne torniamo a casa e poi ci vediamo sabato qua. Hai detto che ti devi togliere qualche sassolino dalla scarpa, lo vuoi togliere ora il microfono? No, a fine promozione, dai. Va bene. Grazie a Claudio Cimino, Claudio. Aspettiamo Remo, eccolo. Ecco Fabio. Dimmi tutto. Hai fatto una grande partita, hai realizzato, a parte l'inizio diciamo. Partita altalenante, vai. Però sei stato uno dei migliori realizzatori della Jolly in questa partita, hai davvero tirato fuori il meglio, soprattutto nel finale hai tirato una gran botta. Da dove l'hai preso quel colpo non lo so. Non lo so, ci stiamo lavorando tanto in palestra e
ci è mancata un po' la voglia di vincere oggi, però poi ce l'abbiamo messa tutta, perché perdere un campionato dove abbiamo dominato in lungo e in largo e arrivare adesso a mollare perché non ci va storto qualcosa non va bene. E allora abbiamo deciso che oggi non dovevamo perdere. Per fortuna abbiamo fatto in modo che non accadesse. Siete scesi forse un po' in campo con un bel po' di tensione, o no? E il pubblico ha saputo rispondere, vi ha incoraggiati tantissimo. Sì, la tensione ci sta. Siamo un gruppo giovane che, tolti i 2 o 3 elementi, per molti di loro è la prima volta che giocano una finale di campionato o comunque una finale generale, una finale playoff sono un campionato a parte. Quindi la difficoltà c'è, la tensione pure, e più che tensione la chiamerei paura di sbagliare, perché quando sei in campo un punto pesa più del dovuto, non è come durante il campionato che vabbè, se perdi ricominci da capo, ma qui un punto che perdi è tanta roba, quindi c'è bisogno di avere più fiducia in se stessi e più fiducia nei compagni. Grazie Fabio. Mister? Mister, abbiamo perso, è lì, in fondo a destra all'ingresso. Marco Pugliatti per la Eccolo. Jolly. Sì, Aspettiamo, mi aveva visto l'alzatore Fabio Remo, mi aveva visto della Jolly. mimare l'alzata. Marco, anche oggi una gran partita della Jolly, a parte l'inizio, è riuscita a rispondere vincendo 3-2 questa gara 1 della finale. Come sempre tu hai saputo gestire al meglio i palloni che ti arrivano dalla ricezione e questo ha permesso anche alla Jolly di vincere questa partita. No, assolutamente è stata una prova corale di tutti. Alla fine non era facile in casa nostra stare sotto 2-1. Il quarto set siamo stati sotto per tanto tempo, però abbiamo avuto le palle, scusate la parola, di reagire e di tenere in battuta casa nostra. Penso sia la 45esima partita che vinciamo, ancora ne manca una, siamo un passo dal sogno, speriamo bene. Bravo Marco, come sempre sei uno che riesce a tirar fuori il meglio della squadra. Aspettiamo. Vediamo se rintracciamo Corsetti. Gabriele. Io vorrei intervistare Il mister in realtà, Tomasello, se riesco a trovarlo. Il mister da non vi quassù. preoccupate, abbiamo l'inviato Ciccio Bonini che sta girando per il campo a caccia di qualcuno da intervistare, se ne sta andando la voce invece da me. Alza il volume del microfono. Vediamo se esce qualcuno dalla stanza, dall'ufficio del Palabonini. Invece no, ci sono gli ultra qua davanti. Salutiamo anche gli ultra. Vediamo, no? Non mi ha portato nessuno, Ciccio. Sono andato a recuperarlo, non vi dico in che condizioni è. Sì, immagino. Diciamo è impresentabile in questo momento, ma mi ha garantito che adesso si rimette a posto e arriva. Ok? E nel frattempo che facciamo? Con chi parliamo? Il mister, cercate il mister. No, a Corsetti, a Corsetti. Pocchiero? 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 Vieni qua. Allora, proviamo a fare questa. Dobbiamo prendere 5 minuti di tempo, io e te, i due Franceschi, perché Corsetti si sta rivestendo che era nudo e quindi adesso arriva. Quindi dobbiamo prendere un po' di tempo. Approfittiamo, forse parliamo della partita, che ne dici? Benissimo, dimmi. Che domanda ti devo fare? Allora, facciamo una domanda tecnica. Qual è stato il punto debole di Cinquefrondi nel primo e nel terzo? Ricezione. Ricezione. Risposto prima io. Anche ricezione. Sicuramente. Rispetto Quindi al nostro standard. hanno trovato i punti deboli. Noi nel primo parziale, da quello che ho visto io, abbiamo subito in una sola rotazione 5 punti la prima volta, 4 punti la seconda e forse 2 o 3 la terza volta.
Sicuramente, però teniamo conto pure che avevamo tanti ragazzi in campo che per molti era la prima finale di un certo livello e quindi un po' con la testa eravamo un po' così. Sul 2-1 pensavi che l'avremmo raddrizzata? Beh, vedendo quello che è stato fatto durante il campionato, molte volte abbiamo recuperato partite impensabili, quindi ci speravo tantissimo perché conoscevo il valore dei ragazzi e la voglia di farsi valere in questa finale, quindi ci speravamo. Non era scontato, ma ci speravamo. Quindi ha giocato non tanto il fattore tecnico quanto il fattore, diciamo, umore, il fattore... Il gruppo. La mentalità, il gruppo e... Hanno avuto paura? Qualcuno secondo me sì, perché è stato sotto lo standard abituale che ha avuto durante il campionato. Giocavamo contro una squadra che abbiamo affrontato durante la stagione, se non mi sbaglio, 2 e anche in Coppa più di una volta, o sbaglio? No, l'abbiamo incontrata 3 volte. Quindi 3 volte e 2 in campionato e poi alla finale di Coppa Calabria. E una squadra ostica che comunque, diciamo, ha mostrato il suo livello superiore. Adesso ci andiamo a giocare questa gara 2 mercoledì, giusto? Sicuramente, mercoledì andiamo là, consapevoli di aver dominato il campionato fino adesso e delle nostre possibilità, anche se sarà una partita difficile come si è dimostrata quella di oggi, in quanto le 3 partite fatte cui avevamo incontrato prima non fanno testo. Questa è una finale, la voglia è alta, la tensione c'è e quindi si gioca tutto in queste partite. Quello che abbiamo detto sin dall'inizio della stagione, cioè che la formula è una formula assurda, dà conferma e poteva dare una conferma negativa oggi, perché poteva capitare la partita storta e quindi sostanzialmente potevamo, diciamo, uscire con le ossa rotte da questa dopo un campionato dominato, dopo la Coppa Calabria dominata e quant'altro. Oggi poteva essere la partita storta per giunta in casa. Sì, assolutamente sì. È una formula sbagliata perché abbiamo dominato il campionato con non mi ricordo quanti punti sulla seconda e quanti sulla terza. Quindi, però ti rigiochi tutto in poche partite che possono causare infortuni, cali di mentale, eccetera. Rischi di rovinare un campionato. Una formula sbagliata. Infatti si è dimostrato che abbiamo rischiato di perdere la prima in casa e se avremmo perso questa sicuramente si sarebbe fatta dura andare a vincere là e poi tornare per l'eventuale bella qua. Una parola per il pubblico. Splendido, come sempre. Ormai il pubblico di Cinque Frondi non ci sono aggettivi per poter... Oggi era numeroso ed è stato forse veramente sicuramente. L'uomo in più, come si suol dire, sicuramente. Il nostro pubblico non ci ha mai abbandonato negli anni passati e continua a sostenerci partita per partita. Quindi assolutamente splendidi come sempre. Grazie Francesco. Prego. Ripasso il gelato a Gabriele per fare anche i complimenti. Bravissimo. Grazie. Cesareo, alzatore del Belvedere. Belvedere che è venuto qua a Cinque Frondi, ha incontrato un super pubblico come in ogni partita. Io pensavo vinti morisse, invece no. Il primo set l'ha vinto Belvedere, impanicando anche la Jolly. È vero. Noi lo sapevamo comunque che arrivavamo e trovavamo un pubblico importante. Anche in campionato, vincendo 2-0, c'è stata una rimonta pazzesca della Jolly. E il settimo uomo è stato il pubblico, perché veramente ha dato filo da torcere a tutti quanti. Niente, però diciamo che la squadra è abbastanza di vecchietti, quindi qualcuno è abbastanza abituato a queste situazioni. Okay. L'esperienza serve anche a questo. Sì, a isolare questo meraviglioso pubblico. Che, l'ammetto, sono geloso perché da noi un pubblico così non c'è. Quindi mercoledì Belvedere gioca in casa e si gioca il tutto e per tutto, la chiave di una stagione. Sì, certo, è stata per noi una stagione molto sfortunata. Abbiamo avuto 2 brutti infortuni per 2 elementi abbastanza importanti, però lo spirito non è mancato, nel senso ci siamo alzati le maniche, abbiamo lavorato bene per arrivare al meglio in queste finali, che non ci aspettavamo neanche noi. Bene, grazie mille all'alzatore Cesareo. Aspettiamo il mister Tomasello che è qui. E c'è Corsetti pure. Si è cambiato. Un ampio post partita quest'oggi con l'edicola. Ale, che dire? La Jolly ha vinto 3-2. Tu nel primo set non eri entrato. Oh sì, non mi ricordo, ma adesso sono Ero fuori perché sono mancato per un mese, la squadra ha avuto
ha fatto da sola per un mese perché stavo a Roma da mio figlio e dalla mia compagna, e quindi il mister giustamente ha dato spazio a chi c'era, chi era più caldo di me, più pronto di me. C'è stato bisogno poi di entrare e spero di aver fatto il mio, non so quello che si è visto da fuori, spero di aver fatto bene, insomma. Prima Sicuro, poi Varamo, poi tu avete dato una grandissima mano alla Jolly che sembrava cadere in questa partita, invece è riuscita a tirare fuori gli attributi e a vincere questa gara per 3-2, un grande risultato per poi andare a giocarsi gara 2 mercoledì. Assolutamente, era necessario assolutamente vincere e abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità, forse anche qualcosa in più stasera, perché da quello che ho visto i ragazzi erano tesi, come è normale che sia, e eravamo pronti sicuramente, ma la partita, cioè, loro ci hanno messo veramente il loro per vincere, quindi come è normale che sia è stato molto molto difficile. Ve lo dico da dentro, si è sentita la difficoltà anche di fare semplice gioco, quello che ci riesce sempre, oggi è stato difficile. Ti faccio una piccola critica, all'inizio eri un po' spento, le ricezioni c'erano ma mancavano gli attacchi, poi nei 2 set finali hai davvero dato l'anima e hai schiacciato anche in maniera forte. Sì, la difficoltà mia è anche il fatto che avendo 36 anni, se io arrivo a riscaldamento, magari sto in palla, poi sto mezz'ora fuori, è difficile poi riuscire a riscaldarsi così rapidamente, magari come uno che ha 20, però penso di essere riuscito a riprendermi bene, insomma. Perfetto, grazie Ale. Mister, per l'intervista finale manca solo Mister Tomasello. Calava, già che a me prima un po'. Come ho già detto a tutti, una bella rimonta su un grande Belvedere, 3-2, un risultato forse di difficile pronostico, perché il Belvedere ha tirato fuori il massimo, mettendo in difficoltà come non si è mai visto in questa stagione la Jolly. No, ma io non credo che sia un punteggio, un finale a sorpresa, perché io lo sapevamo, i ragazzi lo sapevano, questa è una squadra che ha avuto tante vicissitudini, parlo di Belvedere, no? E ha sempre dimostrato che ha dei giocatori che hanno tanti anni alle spalle di pallavolo e si riescono a districare anche nei momenti difficili. È chiaro che hanno difeso tantissimo, forse come non mai loro. Noi siamo riusciti a fare 2 o 3 cose per bene veramente poi nel proseguo della partita. Forse loro sono un po' calati fisicamente, siamo riusciti a spuntarla. È chiaro che dopo questa partita c'è da riflettere sul fatto che loro sono una squadra che non può comandare il set. Dobbiamo cercare di tenerli sotto, perché se comandano il set dilagano, e quindi sono contento che i miei ragazzi abbiano sofferto insieme a me e sono contento che abbiano dimostrato ancora una volta che possono fare questa promozione e che hanno dato veramente tutto quello che avevano. Io sono veramente orgoglioso di questi ragazzi e soprattutto, devo dire la verità, di tutto il gruppo, perché oggi chi è entrato dentro al campo ha dato il piccolo contributo che io mi aspettavo. È chiaro che spesso le cose vanno bene, altre volte le cose vanno male, però bisogna avere fiducia su quello che si è lavorato fino adesso, e io credo che il lavoro che abbiamo fatto anche dal punto di vista attentivo è uscito fuori poi il quarto e quinto set. Ci sono stati Laurendi e Corsetti, sono stati 2 ottimi ingressi per la Jolly. Laurendi in chiave alzatore, eppure per alzare il muro, una bella mossa. Poi Corsetti, che è rimasto titolare negli ultimi set, ha tirato il massimo. Sì, diciamo che Alessio la partita di Coppa l'ha iniziata da titolare contro Belvedere, perché era un po' più in palla, adesso è un po' non si è allenato tantissimo nell'ultimo periodo, quindi ho preferito fare giocare gli altri che avevano dato tutto quello che avevano in queste settimane. Però Alessio è un giocatore che nei momenti in cui serve, come lo è Fabio Remo, nei momenti in cui serve è Claudio Cimino, perché sono i 3 giocatori che secondo me in attacco hanno dato il massimo stasera, ti toglie le castagne dal fuoco. Oltre lui io voglio citare anche Simone Puntorieri, che
ha dato veramente l'animo stasera perché ha giocato veramente una gran partita in ricezione. Era sempre tranquillo, sempre sorridente, l'unico forse che ci ha creduto dall'inizio alla fine è stato lui. Noi ci abbiamo creduto, è stato facendo, ci siamo convinti che potevamo riportare questo risultato. Sono sicuro che non sarà facile lì, dobbiamo aspettarci una partita uguale e dobbiamo giocare un po' meglio, è chiaro, però se giochiamo male e riusciamo a vincere, bravi lo stesso. Come sempre devi ricordare tu, giochiamo a pallavolo. No, ma giocare a pallavolo è... Ci chiedono le luci. Giochiamo a pallavolo è un modo per resettare tutto quello che loro hanno fatto, è un modo per ricordargli che l'obiettivo è sempre lì, che brilla lì e che anche se perdiamo un 7-15, quando magari stai 20-10 per loro, c'è sempre una possibilità. Fino a quando non cade l'ultima palla per terra, hai sempre la possibilità di vincere la partita. Loro ci hanno creduto, forse colpevoli anche del fatto che in casa, prima partita, playoff, quindi insomma con un pochettino di tensione, ma ci abbiamo creduto e siamo stati bravi a portarlo fino alla fine. Questo è una vittoria che vale tanto, tantissimo, perché è contro una grande squadra. Ultima domanda veloce. L'Under 18 che ha vinto contro la Callivo per 3-0 conquista le finali nazionali, un grande risultato per 5 fronti per il settore giovanile calabrese. Sì, tra l'altro, come tu dicevi prima, Laurendi e Raul sono ragazzi che giocano anche loro in Under 18, quindi non è stato un caso che siamo riusciti a portare la Jolly alle finali nazionali, perché sono stati integrati questi ragazzi bravi. Giacomo Varamo, che ha fatto un anno da titolare, adesso per problemi di salute stasera non è sceso in campo da titolare perché ha avuto la febbre circa una settimana di fila. Abbiamo avuto varie vicissitudini, noi non ne parliamo perché siamo una squadra che lasciamo, diciamo, puliamo i panni sporchi tra di noi, però tra gli impegni Under 16, tra gli impegni Under 18, tra gli impegni di lavoro dei ragazzi, tra le influenze e via dicendo, non abbiamo forse preparato al meglio questa gara, però sono fiducioso perché, ripeto ancora una volta, se si vince anche giocando male, e per questo intendo, metto tra parentesi, giocare bene loro, sono stati dei frangenti in cui loro hanno giocato veramente bene, c'è da riconoscere. Sì, ci sono dei momenti in cui noi abbiamo giocato col cuore e non abbiamo fatto cadere le palle importanti. Questo è segno di crescita, è segno che la squadra vuole vincere. Cosa faremo a Belvedere non lo so, però credo che approcceremo la partita in modo diverso. Grazie mille mister Tomasello, ampio post partita dell'edicola questa sera. Ci chiudono nel palazzetto, salutiamo e alla prossima con l'edicola di Pinucci. Arrivederci a tutti, a mercoledì prossimo, gara 2, arrivederci.